Il 25 maggio 2013, presso l'Hotel Crown Plaza di Padova, si è tenuta la presentazione del progetto Impresa Affidabile, promosso dall'EBAV, dalla Confartigianato del Veneto e dal CNA. Scopo del convegno è la presentazione della Carta dei Servizi, uno strumento innovativo per comunicare al cliente le prestazioni di qualità delle imprese artigiane di pulizia. Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti dell'EBAV, del CRACA, della Confartigianato e del CNA Veneto. Come voi ben mi confermate, noi dobbiamo diversificarci da quello che è, scusatemi se lo dico, il marasma generale. Tra gli intervenuti Maurizio Rizzo, vicepresidente del comitato EBAV Imprese di Pulizia, che ha evidenziato come le imprese di pulizia artigiane puntino sulla qualità e sulla flessibilità per venire incontro il più possibile alle esigenze dei clienti. L'ente bilaterale dell'artigianato, l'EBAV, è un modello di relazione sindacale che ha prodotto nel comparto delle pulizie artigiane un modello anche di relazioni e di partecipazione, di sviluppo anche nel stare insieme e nel fare maggior qualità e produzione. Avere un rapporto di fiducia, quindi rendersi affidabili a vicenda, significa essere affidabili anche nel mercato. Io credo che il modello che abbiamo fatto, investendo anche sulla formazione per l'impresa e la formazione per il lavoratore, aiuta davvero a distinguersi, che comunque esprime al massimo quello che è non la semplice prestazione, ma di fatto il valore aggiunto che la stessa prestazione, la stessa disponibilità può dimostrare, che la differenza vi è in campo. Alessia Bortolozzo del CSQA Certificazioni ha spiegato quale sia il ruolo dell'ente certificatore, cioè quello di garantire la conformità dei requisiti contenuti nella carta servizi. L'ente di certificazione è garanzia, quindi il livello di fiducia che le aziende possono dimostrare al proprio cliente per soddisfare tutti quei requisiti appunto che sono elencati nella carta dei servizi, che vanno a confortare alcuni valori identificati, quindi il valore della persona, il valore dell'ambiente, il valore delle risorse, il valore della sicurezza, e che completano appunto la carta dei servizi. Ci credo enormemente e credo soprattutto che solo in questo momento e soprattutto in questo momento le imprese di pulizie devono essere valorizzate. Confrontarsi con altre realtà simili ma diverse chiaramente aiuta e arricchisce. Ricordatevi che impresa affidabile è una cosa semplicissima, è una cosa talmente semplice che quando la farete, mi auguro che voi la facciate, direte ma è semplicissima la cosa, è semplicissima. La cosa più importante, mi permetto così di proporre, sarebbe quella di accompagnare proprio il nostro progetto e di inserire tutta la documentazione che noi abbiamo qui oggi presentato all'interno di un sito. Sappiamo benissimo come internet sia veloce, economico, rapido e comunicativo. Per noi adesso l'importante è comunicare. Le imprese che aderiscono alla nostra carta di servizi sono imprese che si avvicinano a un valore aggiunto che noi con questa carta vogliamo dare e vogliamo mettere in rete e a conoscenza di tutte le imprese che vogliono aderire a questo valore aggiunto. Perché? Perché secondo noi siamo arrivati in un punto della storia che le imprese di pulizie devono avere questo valore aggiunto, e il valore aggiunto è impresa affidabile.